Verso un quarto alle 3, 2 e mezza così, un forte temporale, dei forti venti e non sapevamo cosa succedeva. Dopo, verso un quarto alle 3 così m'ha chiamato mio nipote che era volato via il tetto del garage, tutto qua, ed era andato verso la ferrovia. Chi l'ha vissuta in prima persona parla di una tromba d'aria, di sicuro un vento violentissimo al punto che ha scoperchiato il garage del signor Paganin scaraventando le lamiere lungo la linea ferroviaria che porta a Rovigo. È stato necessario l'intervento dei vigili per la rimozione di quel che resta del tetto accartocciato e accatastato a bordo strada. Siamo a Sant'Anna di Chioggia, una delle frazioni più flagellate dalla nottata di maltempo. Hanno abbattuto degli alberi, sempre 'sto forte vento, tipo una tromba d'aria secondo me, ecco, una cosa così. Un vento violentissimo. I vigili, oltre ad aver risposto a centinaia di richieste di soccorso, hanno svolto proprio a Sant'Anna, in via Maderna, l'operazione più delicata, rimuovendo un albero che era caduto su un'automobile, danneggiando un negozio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Vento e piogge, alternate a brevi grandinate, hanno richiesto interventi anche nei comuni di Venezia, Concordia Sagittaria e Caorli, dove le squadre dei pompieri hanno concluso i lavori di ripristino e messa in sicurezza in tarda mattinata, colpita anche la vicina Cavarzere. Intanto si guarda il cielo, il meteo anticipa nuove ondate di maltempo tra stasera e domani.